Luna Park per tutti a Rosolina Mare. Una giornata all'insegna dell'inclusione e della gioia ha illuminato il Luna Park di Rosolina Mare martedì 22 luglio, dove si è svolta la giornata dei superabili. Iniziativa importante, voi date lo spazio a ragazzi con delle difficoltà, 2 giornate, perché tra l'altro oggi siamo in luglio, è il 22 luglio. E ne rifaremo un'altra il 12 agosto. Ecco, innanzitutto ti chiedo, io l'ho seguito anche l'anno scorso, quanta soddisfazione avete anche voi vedere questi ragazzi che si divertono con le vostre giostre in maniera veramente spassionata e tranquilla? Parecchia, è una soddisfazione personale, si ti fa crescere personalmente, è una cosa che fa molto piacere farla e la si fa per piacere personale, non di certo per essere visti o comunque non è una cosa per esibizione, esatto. Abbiamo sempre fatto queste iniziative, vari parchi che facciamo abbiamo sempre fatto iniziative verso le persone con disabilità, a volte abbiamo fatto con chi non poteva permettersi di andare sulle giostre e abbiamo fatto sia giornate gratuite sia giornate sconto, cioè andiamo molto incontro se riusciamo dove si può al resto della popolazione, al resto della gente. Sarà abbiamo di assessore del comune di Rosolina, un'iniziativa importante, 2 anni che si fa. Quanto è importante secondo lei queste cose poi fatte in un posto di mare, di divertimento? Beh, è una cosa fondamentale, l'inclusione, il fatto di riuscire a far vivere alle persone con disabilità le stesse emozioni, le stesse sensazioni che vivono le persone cosiddette normali, perché nessuno in realtà è normale, siamo tutti unici nella nostra specialità e nella nostra specificità, quindi riuscire a far vivere a loro le stesse cose che possono vivere le persone che noi dichiariamo normali è qualcosa di straordinario. Le emozioni, le sensazioni, quello che loro trasmettono in questa giornata rende molto di più a noi di quello che possono vivere loro. Ecco, rende anche molto il suo entusiasmo. Rosolina Mare in ogni caso è una spiaggia inclusiva. Abbiamo visto in quasi tutti i bagni c'è un rispetto per le persone disabili, dappertutto ci sono gli scivoli. Questo è merito di chi? Di una sensibilità anche degli operatori oltre che dell'amministrazione o cosa? Assolutamente, la Rosolina è una family destination e nelle famiglie purtroppo sempre più oggi troviamo questi tipi di criticità e queste disabilità, quindi sicuramente la nostra intenzione è rivolgerci anche a questo tipo di turismo. E sono molto significativi perché vanno ad impattare positivamente sulla qualità della vita, vuol dire proprio integrazione con il territorio, integrazione sociale e fare rete con i servizi che abbiamo attorno. È una domanda molto personale. Come educatrice, cosa ti lasciano questi ragazzi qua? Perché non è solo mestiere questo, deve esserci qualcosa in più perché non è facile, perché sicuramente dopo una giornata senti anche il peso della responsabilità, o sbaglio? Sì, è vero, questo lavoro porta a formarsi sempre di più e approfondire il contesto nel quale operiamo. Quanti ragazzi state seguendo in questo momento? Ne abbiamo 17 ragazzi, alcuni si stanno affiancando. Siamo partiti con un piccolo gruppo e poi nel tempo la compagine si è un po' ingrandita, più volontari e quindi abbiamo accolto anche più ragazzi. Sì, fascia di età adulti, giovani adulti, persone adulte. Adesso iniziamo anche con dei ragazzini. Noi siamo un'organizzazione di volontariato, quindi la maggior parte è volontariato formato, insomma siamo una ventina e poi abbiamo 4 collaboratori, uno psicologo, educatore, operatori di servizi formati sul target di persone che seguiamo noi, persone anche con autismo, insomma con le varie tipologie di disabilità e di sindrome. Riferendomi anche a un'intervista che ho visto con Elio delle Storie Tese, che ha un figlio autistico, dice una famiglia su 70 ha questi problemi, specialmente di autismo, ed sta aumentando questo, lo riscontrate anche voi, non solo dell'autismo ma anche delle disabilità. Sì, no, è chiaro che sta aumentando, cioè noi abbiamo persone adulte ma i bambini che stanno arrivando dalle scuole sono in un numero molto elevato rispetto ai nostri adulti, insomma, ecco. Sicuramente c'è un aumento. E c'è una motivazione su questo, secondo lei? Beh, la motivazione per fortuna è anche un'attenzione maggiore nelle diagnosi, perché
tante cose prima passavano anche un po' in un grosso calderone, quindi solo disabilità conclamate erano insomma certificate e quindi seguite, insomma, e poi purtroppo tutto quello che viviamo, voglio dire, cioè dall'inquinamento alla farmacologia che fa tanto del bene, però poi insomma rimangono delle problematiche gravi. E la vita comunque è sempre bella, posso testimoniarlo come genitore e come persona che lavora con loro.